Il sommario di questa settimana. Deon, diamo il via agli albi locali per gli appalti. Artigiano, professione ambita. Fare turismo in provincia di Belluno, con un fondo unico e un'unica regia. Ed infine piano casa e possibili sviluppi. Rinnovato buon fine settimana, ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Dopo i disagi patiti nei giorni scorsi sulle strade bellunesi, in particolar modo in Cadore, per un cattivo intervento da parte delle aziende incaricate dello sgombero neve da Veneto Strade, il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, appoggiando la protesta dell'ANCE di Belluno, sollecita le unioni montane e la provincia di Belluno per l'immediata attivazione degli albi locali per aspiranti contraenti di appalti pubblici da affidare nei comuni montani. Il Presidente sottolinea come la questione sia prevista dall'articolo 4 della legge regionale sulla specificità bellunese e chiede di non tergiversare oltre per due motivi. Il primo, i lavori potrebbero così venire affidati ad aziende locali che conoscono il territorio, che sono in loco e quindi pronte agli interventi con automezzi e attrezzature adeguate. Il secondo motivo va a sostegno dell'economia locale. Se c'è lavoro, ribadisce Deon, ci sono imprese e manodopera occupata. Non vorrei invece dover constatare fra non molto tempo il completo depauperamento della nostra provincia. Difendiamo le nostre aziende, difendiamo il lavoro bellunese, in fondo è fare quanto già si registra nelle vicine province autonome di Trento e Bolzano, nulla di più. Perché non copiare? Conclude Deon. A nord-est l'artigiano è la seconda professione più ambita, dove invece all'ultimo posto della classifica si colloca il politico. Lo ha rilevato l'osservatorio sul nord-est curato da Demos. Nell'analisi che riguarda il nostro paese, la professione di artigiano invece non viene nemmeno evidenziata. Rilevo con piacere, commenta così i dati il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, la stima e la considerazione che il mestiere artigiano riscontra tra la gente del nord-est, posizionandosi dietro solo al medico, figura sempre molto importante in tutte le società. Con l'artigiano, evidentemente, aggiunge Deon, è stretto il legame con il territorio e la sua popolazione, giustamente afferma così l'identità territoriale. Scuola per dirigenti di Confartigianato Belluno, mercoledì 28 gennaio alle ore 18 a Sedico presso la sala riunioni del centro consorzi si parla di un turismo unico, fare turismo in provincia di Belluno con un fondo unico ed un'unica regia. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, interverranno Cristiano Gaggion, referente di Confartigianato Turismo Belluno, Daniela Larese Filon, presidente della provincia di Belluno e Fabrizio Piler Roner, presidente del consorzio Dolomiti. Al via il nuovo catasto informatico e i libretti di impianto telematici. La Regione Veneto, con la delibera 23 dicembre 2014, ha istituito e attivato il catasto unico regionale degli impianti termici, denominato CIRCE, catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica. Si tratta di un catasto unico regionale per la registrazione e l'aggiornamento telematici dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica. Si completa così l'attuazione delle disposizioni essenziali della normativa statale vigente in materia di impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, uniformando l'applicazione della disciplina su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici. Tutte le novità saranno presentate in un convegno il 12 febbraio a Sedico presso il centro consorzi. Edilizia e piano casa sotto la lente del convegno da Confartigianato del Veneto venerdì 16 gennaio a Belluno. Quali possibili sviluppi per l'edilizia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato? E quali i risultati degli interventi grazie al piano casa sul sistema economico locale? Lo approfondiremo nei servizi che seguono questo telegiornale, tutti imperniati su interviste ai relatori del convegno, tra cui il vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, l'economista e curatore dell'indagine, Federico Della Puppa, e il presidente bellunese degli edili, Paolo Tramontin. Vediamo i servizi allora. Se non ci fosse stato il piano casa, cosa sarebbe successo al tessuto imprenditoriale edile del Veneto? Quali effetti avrebbe potuto produrre questo intervento regionale se fosse stato applicato di più e in modo diverso dai comuni? Per rispondere a queste domande, Edilcassa Veneto ha promosso la redazione della seconda edizione del rapporto sugli effetti del piano casa nel Veneto e al suo stato di attuazione.
Di tutto questo si è parlato nel convegno organizzato da Confartigianato del Veneto a Belluno lo scorso 16 gennaio sul tema Risultati del nuovo piano casa e di possibili sviluppi alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, a cui sono intervenuti Luigi Curto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Federico Della Puppa, economista, Paolo Bassani, presidente edili di Confartigianato Imprese Veneto, Virginio Piva, presidente di Edilcassa Veneto e Marino Zorzato, vicepresidente ed assessore al territorio e alla cultura, nonché padre del piano casa. Molti gli imprenditori presenti, arrivati a Belluno anche da fuori provincia. I dati emersi dall'analisi di Edilcassa Veneto sono chiari. Le 80.000 domande e i 3,2 miliardi di investimenti attivati tra il 2009 e il 2014, grazie al piano casa, praticamente hanno garantito in Veneto la salvaguardia di 8.000 imprese e di 14.000 posti di lavoro. Insomma, un impatto economico concreto sul mercato e sul sistema imprese. Ma io credo che dopo l'accordo con l'ANCI anche molti sindaci detrattori sono diventati fautori, quindi quello che conta oggi è il risultato. Crediamo a questa legge che ha dato risultati straordinari, 3 miliardi e 2 di investimenti in questi anni di crisi in Veneto, tenendo in qualche modo a galla un settore in grossa difficoltà, ma soprattutto gli 80.000 interventi fatti in questi anni, tutti piccoli interventi, da 40-50 mila euro l'uno, hanno dimostrato un impatto positivo non solo sull'economia ma anche sulla qualità dei fabbricati. Cosa sarebbe nella nostra regione senza il piano casa? Beh, intanto sarebbe, da dati non miei, ma dati di categoria economica, 12.000 persone senza posti di lavoro, sarebbe 10.000 imprese artigiane piccole che ad oggi non avrebbero futuro ma anzi sarebbero chiuse, quindi altre 10.000 famiglie in difficoltà, sarebbero meno economia, quindi io credo che una buona legge che porta economia in un momento di crisi vada vista per quello che dà di positivo e se qualche volta o qualcuno ritiene che ci siano dei problemi ci aiuti a risolverli, ma nello spirito del costruire, del fare e non nello spirito di non fare, che crea difficoltà e crea disoccupazione. Sono i numeri a dar corpo al valore della legge sul piano casa in Veneto. I risultati avrebbero potuto essere ben migliori se lo strumento legislativo non fosse stato ostacolato da molti sindaci. Ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la sua operatività non può più essere ostacolata. Malgrado queste difficoltà, nel corso del 2014 in Veneto le domande di utilizzo del piano casa sono aumentate dell'11% e del 6,8% in provincia di Belluno, dando sopravvivenza a molte aziende e occupazione nel comparto. Gli ultimi 7 anni anche in Veneto e in provincia di Belluno hanno pesantemente segnato il mercato delle costruzioni, arrivando alla riduzione complessiva di un quarto degli investimenti, che infatti sono passati da 16 a meno di 12 miliardi di euro l'anno. Riduzione che raggiunge anche punte del 50%, soprattutto nel settore della nuova costruzione. In questo quadro, tuttavia, il mercato del recupero e della ristrutturazione mantiene una debole ma costante crescita, che peraltro non ci sarebbe stata al netto degli investimenti sul piano casa. La conferma arriva dalle più recenti stime dell'Osservatorio sul piano casa di Edilcassa Veneto, presentate a Belluno in occasione del convegno di Confartigianato Imprese Veneto sui risultati del nuovo piano casa e di possibili sviluppi alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato. Ne parliamo con Federico Della Puppa, economista e autore della ricerca. Innanzitutto il piano casa è stato uno degli strumenti che ha permesso al sistema di mercato delle costruzioni in grave crisi di mantenere in qualche modo un insieme di imprese e di addetti che altrimenti avrebbe avuto delle grosse difficoltà. Grazie al piano casa e agli investimenti che superano ormai i 3 miliardi di euro in qualche modo siamo riusciti a salvare 8.000 imprese e 14.000 posti di lavoro, in questi momenti non è poco. I dati riguardanti Belluno invece cosa esprimono? Esprimono il fatto che la provincia di Belluno è una provincia molto particolare, ovviamente è una provincia di montagna e quindi il piano casa ha avuto delle buone azioni, delle buone attività, però non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità, anche per molti vincoli giustamente che sono stati imposti dai comuni. Comunque complessivamente si tratta di un mercato di 180 milioni di euro in questi anni che si è attivato e che come per il mercato complessivo per il Veneto è certamente una buona iniezione per le imprese.
In provincia di Belluno il piano casa ha avuto, come si diceva, una buona attivazione e soprattutto è stato uno strumento utilizzato dal 22% delle imprese, un valore questo percentuale un po' più basso della media del Veneto. Significa forse che le imprese in provincia di Belluno non ci hanno creduto ancora molto a questo strumento e non lo usano molto con gli strumenti del marketing. Oggi bisogna guardare il mercato in modo diverso perché il mercato non aspetta, il mercato bisogna andare a prenderlo. Presente al convegno anche il presidente della categoria edilizia di Confartigianato Imprese Belluno. A Paolo Tramontin chiediamo, dopo 6 anni di crisi e vacche magre, come sta il comparto delle costruzioni a Belluno. Sì, effettivamente veniamo da 6 anni di profonda crisi che ha lasciato il segno, molte aziende hanno chiuso e molti addetti sono stati licenziati purtroppo. Ad oggi non abbiamo ancora il sentore se questa crisi sia veramente finita oppure no. Quali sono, secondo lei, gli interventi necessari per risollevarlo? A livello privatistico ci vuole un'immissione di denaro da parte delle banche sul mercato. E poi bisogna eliminare la burocrazia perché la burocrazia è una delle forti componenti di questa crisi. La burocrazia che poi genera inefficienze, crea anche corruzione purtroppo e in Italia siamo il primo paese per corruzione in Europa. Nei mesi scorsi, assieme alle altre organizzazioni di impresa, avete realizzato una campagna stampa sui giornali locali per denunciare la situazione. Cosa ne è risultato? Sì, oltre ad essere usciti sulla stampa abbiamo anche fatto degli incontri, dei convegni in associazione proprio con altre categorie, vedi ANCE e vedi CNA. Purtroppo la risposta è stata blanda, non abbiamo avuto un forte riscontro e una dimostrazione lo è anche questa sera. Oggi abbiamo invitato tutti i sindaci della nostra provincia e credo si possano contare sulle dita di una mano. Dicevamo prima, non sappiamo ancora quando usciremo dalla crisi, però si può dare una prospettiva dell'immediato futuro? Io voglio guardare con ottimismo al futuro. Dalla nostra parte abbiamo delle armi che possiamo usare, che possono essere usate dai nostri cittadini e quindi a favore delle nostre imprese, che sono la riconferma da parte dello Stato dei benefit fiscali. Parlo il 50% per la ristrutturazione edilizia piuttosto che il 65% per le riqualificazioni energetiche. Qui in Veneto noi abbiamo un'arma in più che è il piano casa. Il piano casa che è uno strumento nato proprio con la voglia e lo scopo di attenuare questa grave e difficile crisi che stiamo attraversando. Chiudiamo chiedendo quali sono i prossimi appuntamenti o impegni della categoria degli edili di Confartigianato Belluno. Il prossimo impegno ufficiale sarà alla prossima Fiera di Costruire, dove presenteremo un nuovo business d'impresa che è stato studiato da Confartigianato Veneto e che vedrà un nuovo modo di approcciare le imprese attraverso una riqualificazione delle imprese stesse, una qualità, un nuovo modello di gestione dei propri cantieri e che sostanzialmente si può identificare con reti di impresa. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Tele Belluno e Radio Belluno. La puntata e l'archivio di questa nuova stagione la trovate come di consueto all'indirizzo YouTube, al canale YouTube di Confartigianato Imprese Belluno. Grazie per averci seguito.